Bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano. Allora ragazzi, scusate, ma ho dovuto, ho registrato il trofeo, la Egueglia, le strade bianche, Coppa Etruschi, ma purtroppo avevo lasciato la webcam attaccata e quindi si sentiva dall'audio della webcam, quindi malissimo. Niente, siamo arrivati 19esimi nel trofeo la Egueglia, nelle strade bianche 30esimo e nella Coppa degli Etruschi 27esimo, quindi non proprio risultati esaltanti. Adesso però abbiamo, che ce la spariamo tutta, dove cazzo siamo? Ah sì, la settimana internazionale di Coppa e Bartali, 6 tappe dove l'altro anno comunque ho vinto il miglior giovane, quindi sinceramente quest'anno vorrei fare un po' meglio, ecco, speriamo. Non sono salito dal trofeo di San Luis, non sono salito di abilità e niente, tappa, ecco la Andiamo. mappa da Gatteo a Gatteo, insomma, ecco. Buono, siamo senza borraccia perché i nostri amici qua, i nostri compagni di squadra stanno un po' dormendo. Vabbè, però il Cume lo voglio più vicino, bravo Cume. 8. Siamo nel gruppo 2. Siamo nel gruppo 2. Però siamo senza borraccia, vabbè, chi se ne fotte. Ormai... Forse me la porta, vediamo se me la porta. Yes, grande Gaspa. Grande, 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 sei grande, 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 sei grande solamente tu. C'è 33 secondi. Il leader è caduto nel gruppo, un porco è caduto. Adesso vediamo cosa può combinare Ercume. Mettiamoci dietro Oscar Gatto. 3 chilometri mancano. Mancano 3 fottutissimi chilometri. Sì, non so se lo riprendiamo, in realtà. Forse bisogna vedere. Dai, Kume, il Kume manca... ancora non vuole scattare il Kume. Il Kume scatta adesso, vediamo. Il Kume non è scatta adesso, ma sarà durissima. Vediamo dove riusciamo ad andare. Se riusciamo a stare in una top qualcosa. Vediamo se Gatto la vince, ma la vedo dura, eh. Oh, grande Oscarone. Grandissimo Oscarone. Il Kume. Ottavo. Yes. Grandissimo. Ragazzi, seconda tappa, cronometro a squadre. E sono comunque già primo nella classifica giovani, questo è importante. E simulazione rapida, perché proprio speriamo che non devono fare cappelle. Preghiamo il signor. Buono. Sì, insomma, 21esimi. Vai. Poteva andare meglio, però siamo... Vai, potevamo fare di certo meglio, vai. Siamo a 15 km dall'arrivo e volevo sottolineare che tanti mi hanno scritto perché c'è la Discovery Channel. Discovery Channel ha preso il posto della Stana perché sapete che a volte gli sponsor se ne vanno, robe così, quindi non c'è più la Stana ma c'è la Discovery Channel. Ok, possiamo andare. Abbiamo un Cume a 0 di forma, quindi insomma né bene e né male. Adesso vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Siamo nel peloton, per fortuna, quindi già questo è positivo. E adesso vediamo. Vabbè, come non ti staccare subito, però, è per piacere, come. Non facciamo stronzate. Vediamo se riusciamo ad andare un po'... Riusciamo ad andare un po' davanti al gruppo? No? Sarebbe importante un po' stare davanti. Non voglio perdere contatto, 12 km. Dai, come vai su? Pendenze del 13%, signori. Pendenze abbastanza mostruose. Dai, come andare. Facci sognare come. Noi vogliamo sognare. Scatta Zordini. Scatta qualcuno. Ma il Cume vuole aspettare. Il Cume vuole aspettare, signori. Il Cume aspetta. 26 secondi, 25, siamo ancora tutti là. Tensione abbastanza alta. Dobbiamo stare attenti ragazzi, perché basta un attimo e perdi tutto. Basta un attimo e perdi tutto. Stai calmo, porco, stai calmo.
Ah, Dio mio. Ok, Ulissi abbiamo qua. 36, 40 secondi al primo, però, eh. Non sono pochi. Non sono pochi. E il Cume prova a scattare. Il Cume ci prova. Il Cumendone ci prova, però... Niente, non va l'attacco. Non va l'attacco, purtroppo. Niente, penso che va a vincere lo stronzo, eh. Va a vincere lo stronzo che è partito. Niente, non stiamo andando bene, eh. Non stiamo andando per niente bene. E questo non mi piace. All'ultimo chilometro scattiamo e preghiamo. Tanto va a vincere non so chi. Ah, Zordini. È andata a vincere la Zordini alla fine. Noi male, molto male. Neanche tra i primi 10. Montagna pura. Il gruppo di testa a 11 secondi sono in 11. Però c'è Ulissi e Gatto. Ne abbiamo tra virgolette aspettati. Vediamo adesso se riusciamo a prenderli. Questa è la nostra speranzona. E che altro dire, ragazzi? Nibali si è rotto, torna ad aprile. Brutto infortunio per Vincenzo Nibali. E andiamo. E vediamo, signori, cosa riusciamo a combinare. Il Cume deve partire però, eh. Il Cume deve partire adesso. Se vuole andare a prendere gli altri. Vediamo se il Cume se li va a prendere. Perfetto. Bravo Cume. Abbiamo anche un +2. Abbiamo anche un +2. Il Cume prova ad attaccare di nuovo. Il Cume prova ad attaccare, prova a sorprendere. Deve essere troppo prudente nelle altre tappe. Siamo stati troppo prudenti. Però sono già stanco. Dio santo. Sì, però non posso stancarmi dopo 2 secondi, cacchio. Mamma mia, oh. Stancato subito il porco del Cume. Dai, come andare pian pianino. Pian pianino, mancano 4 km. Sto recuperando per fortuna. Dai che siamo in recupero. Oh, Zardini però rimane, Zardini, dai che Zardini va a vincere. Va a vincere la Coppa Bartali. Maledetto. 2 km e 2. Bisogna capire quando scattare. Bisogna che... però faccio fatica, ragazzi. Faccio fatica. Abbiamo tanta fatica. Proviamo a partire adesso. Il Cume prova a partire adesso. Il Cume prova a partire adesso. Secondo. Maledetto Impey. È partito forte Impey. Secondi comunque, dai, non male. Cazzo. Andiamo a vedere le classifiche. Vediamo se ho recuperato. Sicuramente dovrei tornare primo nella classifica giovani. Ho perso troppo nella tappa 4-3. Ho perso troppo nella tappa precedente. È là che ho fallito. Ancora inesperienza per il Cume che ha solo 20 anni, però dai. Ha solo 20 fottutissimi anni. Allora, bravo Impey. Individuale globale. Quarto posto. Aspetta però, dai, ci siamo ancora. No, siamo ancora vicini però. Non è ancora niente è ancora impossibile. E allora, posso ancora vincerla se voglio. Globale montagna settimi, vabbè, se ne fotte. Giovani, torniamo in testa, però attenzione, questo Ericsson ha solo 13 secondi però, non è da sottovalutare. Andranno i giocattoli quarti. Ok, raga, buono. Ragazzi, buono. Il programma Nvidia mi aveva vaneggiato, non mi ha registrato la cronometro, comunque non è andata benissimo, infatti siamo scesi a minuto e 15 da Darley Himpey, siamo quinti e niente, per l'ultima tappa sarà praticamente impossibile, vedi
il Discovery Channel, scusate se guardate sta cosa. Eh sì, se va a prendere comunque la stana, sì sì, ok, buon, perfetto. Scusate ragazzi, piccolo maneggio come indiano, no, dicevo, adesso vediamo un attimo qua, dobbiamo tenere i giovani, abbiamo 30 secondi, non sono neanche tanti. Siamo i primi, no, come squadra non siamo primi, infatti, siamo quarti. E niente, dobbiamo cercare a tutti i costi di tenere almeno il quinto posto, che comunque è meglio rispetto al 15°, però speravo in qualcosina di meglio. Vabbè ragazzi, ultima tappa, andiamo e speriamo di fare un buon risultato. Eccola qua, è una collina su un circuito che a me non piacciono molto ste tappe, vediamo di consolidare almeno il quinto posto. Vai. Adesso il Kuma deve spingere un po' di più però, eh. Dai Kuma. Devi andare... Cazzo come tirano però sti stronzi. Ok. Non ho una gran forma però... insomma. Accontentiamoci. Io tra poco parto, voglio partire prima, voglio tentarla. La riesci, chi se ne fotte. Quanto manca? Siamo là. Vai Kume. Il Kume scatta. Non ce la faccio. Niente da fare. Niente da fare, niente da fare. Si è impantanato il Kume proprio. Dai Kume, dai, porco, dai. Guarda, Impey si è rincoglionito Impey. Grande Impey. Bravo Oscar Ghetto. Dai Kume, dai, scavalla Kume, scavalla Kume. Dai Kumendone. Tu continua nella tua corsa, disperata verso la gloria. Ok. Posiamoci un attimo. E siamo comunque qua. Beh, però non vinciamo assolutamente, sono... È caduto Zordal! È caduto Zordal! È caduto il po', vedi, vedi, sta spingendo la maglia... La maglia gialla. Però il Kuma nel gruppo che conta, signori. Adesso dobbiamo beffarli. Io ci provo. Non ho altre alternative. Vai Kuma. No, non ce la faccio, avevo già visto. Cazzo, guarda, posso essere l'altro, ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Sì, sì, il Kuma ha sbagliato proprio tutto. Male, male, male. Eh. Proprio sbagliato, pensavo di aver guardato i parametri dell'altro mio compagno. Ma vaffanculo, va. Dio. Che brutto errore, ha vinto Impey ancora la grande Ulissi. Dai, almeno teniamo tranquillamente. Teniamo il miglior giovane ottavo, però avevo sbagliato, ho guardato Zorda, pensavo di avere ancora la barra rossa, va a cagare, va. Non è andata male, però potevo fare anche meglio, eh. Potevo fare sicuramente un po' meglio, però alla fine vediamo se riusciamo a mantenere il quinto posto assoluto. E allora? Dai, ma che lenti che sono gli altri. Ne siamo già a trombare con le nostre rispettive fidanzate. Voi ancora qua, ma dai. Ma per cortesia. Classifica finale. Quarto posto. Quarto posto, ok, va bene, dai. Ma 1,25 non male, erano tanto più forti dei miei.
erano tanto più forti di me come parametri. Montagna, vabbè, ottavi, chi se ne fotte. Migliori giovani ho vinto io per 30 secondi, secondo anno consecutivo però che vinciamo migliori giovani della settimana internazionale. Perfetto. Buono ragazzi, è andata alla fine bene, siamo arrivati quarti assoluti nel nostro programmone. Cosa abbiamo adesso? Abbiamo la prima gara, è il Giro del Trentino a 4 tappe ed è un 2HC, questo è veramente, qua se facciamo bene, sì, possiamo sperare di salire parecchio di parametri. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ciao!